Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli in apertura del nostro telegiornale. L'allarme sulla situazione economica e sociale che arriva dai dati IRES del Friuli Venezia Giulia. Una famiglia su 5 non raggiunge i 6.000 euro di ISEE. In sostanza vive in uno stato di povertà e deve far ricorso necessariamente ai bonus. Sentiamo il primo servizio. Il Covid prosciuga le tasche dei friulani. Nell'anno dell'emergenza sanitaria, ovvero il 2020, una famiglia su 5 ha dichiarato di vivere in uno stato di povertà. Il 27% della popolazione della regione non raggiunge infatti i 6.000 euro nella dichiarazione dell'ISEE. A rielaborare i dati provenienti dall'INPS è stato il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo. L'ISEE è l'indicatore che individua le condizioni economiche effettive delle famiglie prendendo in considerazione il reddito, il patrimonio immobiliare e immobiliare e le varie caratteristiche del nucleo familiare. Si tratta di uno dei principali criteri di accesso alle prestazioni sociali erogate dagli enti pubblici. Ebbene, solo il 13,3% dei nuclei familiari presenta un ISEE superiore a 30.000 euro, che caratterizza una situazione economica di sostanziale agiatezza. Si è invece allargata negli ultimi anni la platea dei nuclei familiari che richiedono le misure nazionali e regionali collegate al reddito di cittadinanza, al bonus bebè e alla carta famiglia regionale. Inoltre nel 2020 si è osservata una sensibile crescita nei nuclei familiari con un ISEE corrente, che sono raddoppiati in regione da 1.132 a 2.457. Si tratta di un evidente sintomo della crisi economica legata alla pandemia, in quanto l'indicatore corrente permette un aggiornamento nel caso di un significativo peggioramento della situazione lavorativa o economica, ad esempio a seguito della perdita dell'occupazione. E a proposito di emergenza sanitaria, il 15 ottobre scatterà il Green Pass obbligatorio nelle aziende, che dovrà essere presentato nei luoghi di lavoro o con il vaccino effettuato o con il tampone negativo. La CGIL lancia un allarme e stima una domanda supplementare di circa 80.000 tamponi ogni 2 giorni, pari a una media quotidiana di 40.000 tamponi, in gran parte aggiuntivi rispetto agli attuali 9-10.000 tamponi giornalieri. Per le circa 190 farmacie attive oggi in regione, spiega la CGIL, si tratterà di gestire una media di 200-250 test ciascuno, con i relativi tempi necessari per la gestione delle prenotazioni, l'accoglienza, l'esecuzione dei test, l'inserimento dei risultati, il pagamento e la gestione di eventuali esenzioni e rimborsi. Ci aspettiamo pertanto che le farmacie a gestione pubblica, afferma la CGIL, quelle comunali, attingano alle graduatorie valide per rafforzare con nuove assunzioni ad hoc di farmacisti le proprie dotazioni organiche e confermare il proprio luogo di presidio sanitario territoriale. È un'analoga situazione di emergenza del personale va posta anche nelle farmacie private. E a proposito di emergenza sanitaria, fino al 25 luglio 2023 le persone guarite dal Covid che sono state ospedalizzate avranno garantite le prestazioni specialistiche ambulatoriali in forma gratuita. A deciderlo la Giunta regionale, che nel corso della seduta di ieri ha anche stanziato 2 milioni di euro per coprire le 6.000 domande presentate dalle famiglie per le spese sostenute per centri estivi e bonus babysitter. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea Pierini. Fino al 25 luglio 2023 le persone guarite dal Covid avranno garantite le prestazioni specialistiche ambulatoriali in forma gratuita e riguardano numerose tipologie, dalla cardiologia alla pneumologia. Lo ha deciso la Giunta regionale recependo la proposta del vicegovernatore Riccardo Riccardi. Il Friuli Venezia Giulia recepisce la norma nazionale e applica, ha spiegato il vicegovernatore, un provvedimento doveroso nei confronti delle persone che hanno vissuto la fase difficile del ricovero a causa del coronavirus e che hanno la necessità di sottoporsi a visite specialistiche finalizzate a monitorare i postumi del Covid senza alcun esborso da parte loro. L'esecutivo ha anche confermato la delega alle Camere di Commercio per la gestione dei procedimenti dei ristori, a disposizione ci sono 17 milioni di euro, ai soci prestatori di Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli e di Copca, Società Cooperativa Carnica di Consumo. Il rimborso alle Camere di Commercio, ha spiegato l'assessore alle finanze Barbara Zilli, ci permetterà di attivare una procedura snella. L'avviso sarà pubblicato sul sito della Regione e degli enti camerali entro il 15 novembre. Dopo il tempo a disposizione per la raccolta delle domande, le istruttorie consentiranno di giungere alla concessione ed erogazione dei ristori già entro la prossima primavera.
Infine le 6.232 domande presentate dalle famiglie entro il 15 settembre per le spese sostenute per i centri estivi e i servizi di babysitting saranno tutte ristorate negli importi massimi. Lo conferma Alessia Rosolen, assessore alla famiglia. Da mettere in evidenza, spiega, è come le domande di contributo presentate quest'anno siano state più del doppio rispetto a quelle pervenute nei 12 mesi precedenti per il medesimo intervento disciplinato dalla legge regionale 24 del 2019. La spesa a copertura delle domande di contributo corrisponde a circa 2 milioni di euro. Una buona notizia arriva per i luoghi della cultura che da lunedì potranno ritornare a riaprire al 100% della loro capienza, un necessario ritorno alla normalità, afferma il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il Green Pass deve essere uno strumento per aprire, non per chiudere. Sentiamo. Adesso maggiori aperture, quindi dal lunedì della prossima settimana, dall'11 di ottobre, maggiori aperture nelle discoteche, negli spazi all'aperto, anche al chiuso. Sì, esatto. Al 100%, luoghi della cultura, dal 35 al 50% le discoteche al chiuso, 75% all'aperto, lo sport con gli stadi, come pensiamo soltanto alle attività sportive che facciamo nella nostra regione. Sì, ho detto al governo, e l'avevo detto anche antecedentemente all'ultimo incontro, che è necessario un ritorno alla normalità, con prudenza non c'è dubbio, utilizzando gli strumenti che abbiamo oggi, penso al Green Pass, che però devono essere uno strumento di apertura. E un'apertura per esempio per le sale da ballo del 35% voleva dire non farla aprire perché economicamente non era sostenibile. Quindi noi dobbiamo cercare di lavorare con il buon senso ma anche con la consapevolezza che le risposte di cui ha bisogno il Paese è anche quello appunto, soprattutto certe attività che sono state massacrate dalla pandemia, di poter ricominciare. Penso che lei provi soddisfazione per il fatto che appunto le sue istanze siano state raccolte. No, sono contento ovviamente, infatti a fine ieri abbiamo fatto un ulteriore incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il sottosegretario Garofoli, con i ministri Gelmini e il ministro Speranza, e sono stato contento che le istanze delle regioni e del Friuli Venezia Giulia siano state recepite. Penso che siano oltretutto proposte responsabili, non è che abbiamo proposto l'impossibile, ma di buon senso, di equilibrio e che servono al Paese. Oggi ricorrono i 58 anni dalla tragedia del Vajont, nel quale morirono 1917 persone, ci furono centinaia di dispersi, tanti messaggi di cordoglio dal mondo politico. Fu una catastrofe ambientale, commenta il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, il cui ricordo è un monito sempre attuale sull'improrogabile necessità di preservare l'ambiente e la sua integrità. Un messaggio giunge sui profili social anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Il 9 ottobre è una data carica di significato per la nostra comunità regionale, un commosso ricordo e una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont. Anche Matteo Salvini si è unito al ricordo del lutto. In una notte, dice il leader della Lega su Twitter, per colpa della stupidità dell'uomo 1917 innocenti persero la vita, tra cui 487 bambini. Una delle pagine più tristi della nostra storia, mai dimenticare. E infine, tra i messaggi giunti finora, anche quello del sottosegretario alla transizione ecologica Vagnagava. L'immagine tragedia del Vajont è una ferita aperta non soltanto per la nostra terra, ma soprattutto per le anime di chi in quelle ore ha perso i propri cari. La cronaca: grave incidente stradale poco prima delle 4 di oggi in via Costalunga a Trieste. Per causa al vaglio della polizia stradale un ragazzo e una ragazza che viaggiavano su uno scooter sono rovinati sull'asfalto. Sul posto alla centrale Sores di Palmanova, inviato immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, mentre la ragazza in codice rosso in gravi condizioni. E poi c'è da registrare uno scippo di una borsetta davanti al cancello del giardino della casa di un'imprenditrice friulana, un fatto che è avvenuto alle 22:30 a Pasian di Prato. Vittima la donna, che è stata avvicinata da 2 uomini con il volto travisato da una mascherina e da un cappellino calato sul volto. Dopo averle strappato la borsetta, che conteneva diversi valori ed effetti personali, i malviventi sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce lungo le vie. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Udine. Ancora migranti nel territorio della provincia di Udine, 24 in tutto. Nella giornata di ieri ci sono stati 2 rintracci. I carabinieri del Norm della compagnia di Latisana sono intervenuti a Bagnaria Arsa, dove hanno identificato 7 cittadini stranieri, tutti del Bangladesh e tutti minorenni.
Poi in un secondo rintraccio lo stesso personale dell'Arma ha identificato altri 17 migranti, sempre nel territorio del comune di Bagnari Arsa. Si tratta pure in questo caso di cittadini stranieri provenienti dal Bangladesh. I maggiorenni sono stati accolti nel lab dell'ex caserma Cavarzerani a Udine. Voltiamo decisamente pagina. Grazie a un contributo stanziato dalla Regione, la rete delle piste ciclabili del Collio sarà ampliata, lo snodo nel territorio di Capriva del Friuli. Capriva punta anche sulle piste ciclabili per lo sviluppo del turismo. Sì, siamo arrivati anche finalmente all'iter di gara di un'opera importantissima finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle attuali EDR, un intervento da 400.000 euro che permetterà di collegare le piste ciclabili del marketing del Collio, opere fatte una decina di anni fa in particolar modo dalla provincia di Gorizia e dalla Camera di Commercio di Gorizia, dicevo, unire questi chilometri delle piste ciclabili del marketing del Collio con le piste ciclabili dell'Udrio Versa. E la congiunzione sarà proprio qui a Capriva del Friuli, nella zona di Spessa e Russiz, quindi zone ad alta vocazione turistica che noi insomma in questi anni abbiamo sostenuto, abbiamo accompagnato, che con questa piccola opera, ma importante, vede un attimino un congiunto tra due reti di ciclabili. Il turismo ciclabile, il turismo slow è in generale importantissimo. Immaginiamo sempre più importante, soprattutto dopo questa epoca di pandemia. E quindi questa opera insomma, per noi la riteniamo molto importante, speriamo insomma, di arrivare ad inaugurarla entro qualche mese. E ora andiamo a Pordenone dove si conclude oggi la segna del cinema muto. Ci dice tutto Ivano Mattiussi. Ellen Richter, produttrice ed attrice di punta del cinema di Weimar degli anni '20, e Carmine Gallone, regista e sceneggiatore fra i più noti e prolifici del cinema italiano, sempre degli anni '20 e del 1900, sono stati fra i protagonisti di giovedì 7 ottobre a Le Giornate del Cinema Muto, rassegna in svolgimento a Pordenone a cura della Cineteca del Friuli. Da quando è nata, era l'ottobre del 1982, questa kermesse, oggi conosciuta col titolo internazionale Pordenone Silent Film Festival, è andata con gli anni in crescendo, ne sono trascorsi ben 40, sino ad essere considerata una delle più importanti manifestazioni cinematografiche mondiali dedicate alla riscoperta e studio del cinema muto e al cinema delle origini. Tornando al programma di giovedì, il pubblico pordenonese ha avuto modo di conoscere una grande personalità del cinema tedesco degli anni '20. L'oblio era calato sull'opera di Ellen Richter, attrice capace di passare con uguale bravura da un genere ad un altro grazie ad un forte magnetismo e capacità di bucare lo schermo ad ogni apparizione. Nel film Morale del 1928, diretto da Willy Wolf, è la star di una compagnia teatrale che viene bandita dalla cittadina in cui voleva portare una rivista giudicata troppo piccante dai bacchettoni del posto. Moral è stato preceduto dal cortometraggio Le più belle gambe di Berlino, che porta lo spettatore in quel mondo della rivista da cui la Richter ed il marito Willy Wolf provenivano, con accompagnamento musicale dal vivo di Donald Sosin al piano e Frank Bocchius alle percussioni. Per la sezione ritrovamenti e restauri spazio al cinema nostrano con L'ombra di un trono, lungometraggio del 1921 diretto da Carmine Gallone, regista fra i più noti e prolifici del cinema italiano, sotto la denominazione di Trono, paese immaginario fra l'Europa centrale ed i Balcani. Si sviluppò fra gli anni 10 e 20 del Novecento tutto un genere, fra avventura, fiaba, romanticismo, spionaggio ed intrighi di corte, influenzato sia dal successo di una letteratura popolare che dall'interesse del pubblico verso le vicende delle case regnanti europee. Non ci sono altre notizie, il telegiornale di Telefriuli torna alle ore 19, vi auguro a tutti buon pranzo, arrivederci.